C'è chi sceglie la via del ricorso e chi invece ricorre al flessibile. La guerra degli autovelox si arricchisce di una nuova rappresaglia in provincia di Rovigo, a Baruchella, una delle 3 frazioni del comune di Giacciano con Baruchella, circa 2000 anime in tutto, dove l'autovelox sulla regionale 482 Alto Polesana, l'ex statale ostigliense, verso l'1:30 di ieri è stato abbattuto, l'1:30 di notte naturalmente, abbattuto di nuovo, sì, perché il rilevatore di velocità bidirezionale al chilometro 65 della strada regionale 482, alle porte del centro abitato prima di una grande curva dove il limite è fissato a 50 km/h, era entrato in funzione il 12 aprile, ma già il 29 maggio era stato segnato. Con le stesse identiche modalità, un flessibile ed il palo tagliato di netto nottetempo, facendo cadere a terra l'impianto di rilevamento elettronico. Impianto che era stato nuovamente installato e che era tornato in funzione appena lo scorso 9 settembre. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 3 novembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda la guerra contro gli autovelox che continua in Veneto. Notizia di oggi sul Gazzettino: abbattuto con il flessibile il quinto autovelox in 6 mesi soltanto sulle strade del Polesine in provincia di Rovigo. Rotto per la seconda volta nella notte lo strumento installato a Baruchella, sui social plauso all'autore chiamato Fleximan. Ma in realtà, stando appunto a quello che si legge nell'articolo di Francesco Campi, l'ipotesi è che gli autori siano più d'uno. Questo per quanto riguarda la prima notizia del giorno, ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi con uno sguardo sulle notizie legate all'emergenza maltempo che ovviamente occupano le pagine dei quotidiani locali. Partiamo dal Corriere del Veneto: scuole chiuse in Veneto, disperso un vigile del fuoco. Zaia dice: evitate spostamenti non necessari, non andate nei garage. Queste le raccomandazioni del presidente della giunta regionale del Veneto. L'assessore regionale alla protezione civile Bottacin dice che il culmine dell'evento dovrebbe esaurirsi nelle prime ore di oggi. Massima attenzione, la tempesta Ciaran porta la prima neve, saltano i treni verso il Friuli e sulla linea Montebelluna-Belluno. Ancora, sempre sul Corriere del Veneto, misura precauzionale, quella della chiusura delle scuole, adottata dall'unità di crisi per le 4 province in area rossa. Nel bellunese un pompiere fuori servizio cade nel torrente mentre aiuta i genitori. All'Electrolux nel frattempo sciopero di autotutela, gli operai chiedevano permessi, l'ARPAV segnala fenomeni in attenuazione. Per oggi vediamo i dati: si assesta tra i 130 e i 150 mm la punta massima delle precipitazioni prevista dall'ARPAV su Prealpi e Dolomiti tra ieri e oggi. 130 km/h invece è la forza del vento annunciata dai meteorologi, soprattutto sulla costa dove le mareggiate stanno già devastando le spiagge. Un occhio ai fiumi, anche Soligo si valuta se evacuare gli anziani residenti, Bacchiglione a 3,84 metri in 2 ore. La protezione civile bellunese prepara i sacchi di sabbia utili in caso di esondazioni, la piana del Piave a Nervesa della Battaglia nel Trevigiano. Un'immagine dell'unità di crisi regionale convocata ieri 2 volte. Queste le foto sul Corriere del Veneto, che pubblica anche un'intervista al direttore di Ambi Veneto, l'associazione dei consorzi di bonifica, un'intervista dedicata al tema della siccità. Sì, perché queste piogge rappresentano un'occasione sprecata per un territorio assetato come quello del Veneto, raccolto solo il 5% della pioggia, stando ai dati appunto riportati in questa intervista da Andrea Crestani, presidente di Ambi Veneto. Passiamo al Gazzettino: il maltempo a nord-est, scuole chiuse in Veneto, al Pago un disperso nel canale. Oggi niente lezioni in 247 comuni tra Belluno, Treviso, Vicenza e Verona. Soligo esondato, Electrolux sciopera, Zaia parla di vento a 130 km/h. Attesi fino a 150 mm di pioggia, come abbiamo visto in 24 ore. A Vicenza paura per il Bacchiglione, aperti i bacini di laminazione.
Anche il Gazzettino propone un'intervista, in questo caso al meteorologo Mario Giuliacci, che dice 2 giorni di piogge estreme, temperature crollate di 10 gradi, in effetti erano alte, molto superiori alla media stagionale, ora si sono abbassate. La tempesta, il maltempo è la conseguenza del calore accumulato in questi mesi, spiega il meteorologo, avremo precipitazioni davvero monsoniche. Ancora ansia a Puos, pompiere cade nel Riu, ricerche nel lago di Santa Croce, frane e strade interrotte, blindato il Friuli Venezia Giulia, paura per i fiumi, caos per i trasporti bloccati, dopo scuole e bus, stop anche i treni, la ripresa del traffico sarà valutata oggi, corsi d'acqua in piena e rischio esondazioni, livenza e tagliamento, sorvegliati speciali. Questo dal Friuli Venezia Giulia. Passiamo ai quotidiani del gruppo Gedi, l'emergenza maltempo in regione, Veneto la tempesta non dà tregua, 2 dispersi su Lessini e in Alpago, piogge violente e forte vento soprattutto in montagna e sulla costa. Zaia, di nuovo la richiesta del presidente della regione, evitare gli spostamenti inutili, le raffiche di vento hanno raggiunto i 130 km/h, caduti 15 cm di precipitazioni per metro quadrato, sospese molte corse dei treni regionali a lunga percorrenza, ma anche dei bus provenienti e diretti in Friuli Venezia Giulia. E sui quotidiani del gruppo Gedi vediamo un'altra questione, quella veneziana legata al Mose, vento e alta marea, Mose attivo per 30 ore. Al largo le onde hanno superato 4 metri, diverse navi mercantili fuori dalla laguna in attesa della riapertura, marea stabile in città, quota 80 cm, folate di scirocco fino a 63 km l'ora, mai precedenti simili per 12 giorni di fila, sabato previsioni fino a 140 cm, quindi il Mose sempre in funzione. Questo l'abbiamo visto anche ieri, ha naturalmente un costo e oggi ne parlano ancora i quotidiani del gruppo Gedi, oltre 2 milioni di euro per 12 sollevamenti. L'opera è costata quasi 7 miliardi complessivamente. Il Mose, la grande opera, dovrà essere conclusa entro la fine di quest'anno. Dal 2024 le paratoie entreranno in funzione da 110 centimetri. Insomma, questo per quanto riguarda l'emergenza maltempo. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi invece con una notizia di politica regionale. Partiamo dal Corriere del Veneto, un articolo di Martina Zambon. Fine vita, slitta il vertice della Lega al K3, eppure l'opposizione si divide. Baldin del Movimento 5 Stelle si dichiara sorpresa dal Partito Democratico. Voto in aula quindi sulla legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, che appare ora appeso a un filo. La consigliera del Movimento 5 Stelle contro gli esponenti del Partito Democratico, mentre si attende il parere legale sul provvedimento richiesto proprio dal presidente del Consiglio regionale il leghista Roberto Ciambetti. Vediamo le posizioni dei partiti riassunte appunto dal Corriere del Veneto nell'articolo di Martina Zambon. I tormenti del Carroccio, la Lega, primo gruppo di maggioranza, darà libertà di coscienza, ma la contrapposizione interna è forte. Il no granitico invece dei meloniani, i 5 consiglieri di Fratelli d'Italia hanno annunciato fin da subito il loro no secco, spiegando che la vita è sacra. Ci sono poi i tentennamenti degli azzurri, non hanno ancora espresso la loro posizione i 2 consiglieri di Fratelli d'Italia, anche se sembrano orientati al no. E poi c'è il PD, i Dem senza una posizione unitaria. Nel principale gruppo d'opposizione si conta almeno un no e un paio di forse, una frammentazione questa che pesa all'interno del Partito Democratico su un tema delicato e importante come il fine vita. Nell'opposizione invece favorevoli all'approvazione del progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito, oltre ad Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, anche Elena Ostanel del Veneto che vogliamo e pare anche Cristina Guarda di Europa Verde. Così scrive Martina Zambon sulle pagine del Corriere del Veneto. Anche i quotidiani del gruppo Gedi affrontano l'argomento, lo scontro sul fine vita. La prima notizia riguarda in questo caso Stefano Geller,
il cinquantenne affetto da distrofia muscolare che ha ottenuto dall'ULSS Vicentina il permesso per il suicidio assistito. Leggiamo il titolo della notizia di oggi: Geller fa propaganda di morte, annullato il concerto di solidarietà. La Blues Singer Orchestra di Bassano del Grappa ha cancellato l'evento, molta gente non sarebbe venuta, meglio rinunciare. Insomma, un episodio davvero spiacevole. Stefano Geller comunque non si spaventa e scrive tutto su Facebook: mi era stato proposto un concerto natalizio in beneficenza per donarmi soldi raccolti, ma oggi mi hanno detto che non è più possibile perché chi voleva farlo ha subito pressioni dai cattolici per la mia battaglia sul fine vita. Dicono che sono a favore della morte, non dico altro, che è meglio. Questo è il commento di Geller. Ma tornando invece allo scontro politico, anche i quotidiani del gruppo Gedi raccontano delle divisioni all'interno dell'opposizione in Consiglio regionale tra chi è favorevole a regolamentare le procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito e chi invece è contrario alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione Coscioni, che ha raccolto oltre 9.000 firme di cittadini veneti. E quindi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, è scontro totale. L'esponente dei 5 Stelle, Erika Baldin, si dichiara preoccupata dalle posizioni del Partito Democratico. La risposta della capogruppo del PD in regione, Vanessa Camani, è stizzita: Baldin non ci insegni come essere di sinistra. E poi la capogruppo del PD diserta l'incontro con il resto dell'opposizione. Insomma, scontro totale, scrive Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi. Chiudiamo questa parte di rassegna stampa dedicata alla politica regionale con un'altra notizia che riguarda invece la maggioranza leghista, in particolare la giunta Zaia. Veneto, voci di rimpasto, 2 assessori in bilico. Zaia dichiara: qualcuno ci spera. La notizia è sul Gazzettino di oggi e l'articolo è di Alda Vanzan. Le indiscrezioni puntano su Bottacin e Caner. Il presidente però della giunta regionale smentisce, dice non sarà così. Oggi al K3 a Treviso, riunione del gruppo leghista sul fine vita, sanità e tagli al bilancio. Era la riunione prevista per la serata di ieri, poi rinviata a causa del maltempo. Ora siamo in chiusura della rassegna stampa di oggi, ma prima di andare all'ultima notizia è da segnalare la copertina con la quale sono usciti oggi la Nuova Venezia, il Mattino di Padova e tutti gli altri quotidiani del gruppo NEM. Sì, perché nasce il gruppo NEM, sostituisce il gruppo Gedi per le testate del Nord-Est. NEM sta per Nord-Est Multimedia, una società costituita da alcune delle principali famiglie imprenditoriali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si presenta così appunto in questa copertina che avvolge oggi i quotidiani del nuovo gruppo editoriale, che riunisce 6 testate di Veneto e Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di produrre giornalismo di qualità su tutte le piattaforme. Questo è il messaggio dell'editore. Un disegno che pone all'attenzione dell'Italia una parte di paese, il Triveneto appunto, che pesa il 15% del PIL nazionale e non di meno esprime una formidabile vitalità sul versante della cultura, della solidarietà sociale, della spinta all'innovazione di impresa. Ebbene, a questa terra NEM si candida a dare voce, non una somma di voci minime come attualmente, ma una sola voce che veicoli la rappresentanza di quest'area, dei suoi protagonisti e dei suoi fenomeni, in primis a se stessa e non di meno all'Italia intera. Dato il disegno di impresa e la missione culturale che si candida a interpretare, NEM ha convocato un importante team incardinato sul direttore responsabile Luca Ubaldeschi, 60 anni, proviene dalla direzione dello storico quotidiano genovese Il Secolo XIX e ha maturato il proprio percorso professionale alla stampa, essendone in particolare per molti anni vice direttore vicario. Ha l'esperienza e le competenze per interpretare un progetto ambizioso e solido. A lui e al suo staff, unitamente al corpo redazionale composto da 140 giornalisti che sono il principale patrimonio di NEM assieme a tutti i dipendenti, il nostro forte augurio di buon lavoro. Questo il messaggio dell'editore che è pubblicato sopra alle riflessioni ben più lunghe e estese del nuovo direttore Luca Ubaldeschi, un alleato per sfidare il futuro. Questo il titolo del suo primo editoriale.
Ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi sempre sui quotidiani del gruppo NEM, quindi d'ora in poi così li chiameremo, come si chiamano. L'ultima notizia riguarda la sanità pubblica e la politica regionale. È la risposta all'intervista pubblicata nei giorni scorsi all'amministratore delegato del centro di medicina, una struttura sanitaria privata, proprio sul tema dell'evoluzione della sanità tra pubblico e privato, insomma la privatizzazione. Risponde oggi De Tos, presidente della scuola di medicina dell'Università di Padova. Parla del futuro della sanità quindi e dice: il privato scarta le discipline meno remunerative, noi facciamo altro. I tirocini dei medici restino nel pubblico, in 10 anni avremo colmato le carenze. Questo dice il professore universitario di medicina. No all'eliminazione del numero chiuso, si creerebbero un eccesso di offerta e percorsi formativi non all'altezza. Altra dichiarazione di Angelo Paolo Dei Tos, presidente della scuola di medicina a Padova. Insomma, questa la risposta all'offensiva della sanità privata. Il colloquio con Dei Tos è firmato da Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo NEM. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata ed un buon fine settimana.